Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina vi vorrei proporre un esperimento mentale. Visualizzatevi la seguente scena. Un importante, noto giornalista, diciamo riconducibile all'area di centrodestra, che so, un direttore di uno dei quotidiani dell'area liberal conservatrice o un noto conduttore nazionale che magari ha una trasmissione su Rete 4, insomma un giornalista famoso che nella semplificazione mediatica viene catalogato a destra, scrive in alcune chat con una sua fonte, diciamo, con una persona che usa per imbastire inchieste o pseudotali, scrive i seguenti messaggi. Ho visto Tizio all'aria che tira. Quello è un altro del Giro, amico di Marco Mancini, Giro gay, pericolosissimo. E Tizio è un giornalista, diciamo, altrettanto famoso, collocabile nell'area di sinistra, dei buoni, dei giusti, dei politicamente corretti, delle anime belle. Quello è un altro del Giro, Giro gay, pericolosissimo. Capite cosa succederebbe all'ipotetico collega, diciamo collocato a centrodestra? Oggi sarebbe socialmente un morto che cammina, sarebbe accusato di omofobia a testate unificate, a talk unificati, sarebbero già usciti 127 appelli di qualunque associazione arcobaleno, Elly Schlein avrebbe indetto una conferenza stampa contro l'inaccettabile macismo omofobo di questa destra e ovviamente ci ricircolerebbe la parola d'ordine del fascismo che ritorna, e la prova è questa omofobia ormai fuori controllo nel dibattito. Insomma, questo ipotetico giornalista di centrodestra che avesse usato l'espressione quello è un altro del Giro, Giro gay, pericolosissimo, oggi sarebbe socialmente un paria. Cos'è successo nella realtà? È successo l'esatto contrario. Cioè è successo, come ha riassunto ieri sera anche Massimo Giletti nella sua trasmissione Lo stato delle cose, perché anche il nome di Giletti spunta in questa chat. La chat era tra Sigfrido Ranucci, la quintessenza del giornalismo libero d'inchiesta come dire, l'intoccabile del giornalismo progressista, e Maria Rosaria Boccia. Questi messaggi sono agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma sul cosiddetto Boccia Gate. Tra l'altro la signora andrà a processo per stalking all'interno della, diciamo, squallidissima vicenda che l'ha vista protagonista con l'ex ministro Sangiuliano. Ma al di là di tutto questo, noi poi non entriamo nel merito giudiziario. Ranucci ha detto che sono stati omessi altri estratti di intercettazione dove lui appunto faceva riferimento a personaggi dei servizi, insomma il quadro era più complesso e comunque non tirava in ballo Giletti, che ieri sera, ripeto, ha riassunto la vicenda che aveva già pubblicato il giornale dicendo: caro Sigfrido, è vera, quelle chat ci sono, le facciamo vedere. Non entriamo nel merito, perché il merito è agli atti di un'inchiesta. I protagonisti sono chiari, a noi interessa la ricaduta culturale o pseudoculturale o inculturale di questa vicenda, che è l'ennesima dimostrazione dell'inaccettabile doppiopesismo sistematico vigente nel dibattito nostrano. Perché oggi Ranucci, e noi da un certo punto di vista diciamo giustamente, non è un paria, non è espulso dal consesso civile, no? È al massimo protagonista di qualche pezzo in qualche giornale appunto di area. Se fosse stato l'inverso, se fosse stato Cerno a definire così Ranucci, lasciamo perdere che Cerno è notoriamente omosessuale, infatti ha detto nella sua carriera Report ha fatto scoop migliori, diciamo, sul fatto che io sono omosessuale, ma al di là di questo, a parti invertite, se un giornalista puzzone di destra avesse scritto quello è un altro del Giro, Giro gay, pericolosissimo,
oggi sarebbe linciato in quanto omofobo. È lo stesso doppiopesismo per cui Pucci a Sanremo è un caso di fascismo ritornante, mentre Luciana Littizzetto a Sanremo sembrava Charlie Chaplin in gonnella. È un doppiopesismo sistematico, sistematicamente applicato, che francamente ci ha decisamente rotto le balle. Grazie a tutti. Vi